politiche sul piede di guerra contro ACTV e Comune dopo l'ennesima aggressione avvenuta a bordo di un vaporetto a danni di 2 dipendenti. Effettuata ieri l'autopsia sul corpo del piccolo Giacomo, il bimbo di Portoviro morto dopo essere stato visitato in 3 ospedali, potrebbe essersi trattato di una malformazione cardiaca. I carabinieri di San Donà hanno disposto gli arresti domiciliari per l'uomo che ha spinto il turista tedesco durante una lite al campeggio di Cavallino. Il Comune di Venezia accoglierà nei prossimi giorni 2 famiglie afghane fuggite da Kabul. La comunicazione questa mattina al Ministero dell'Interno. I carabinieri di Jesolo in Borghese hanno denunciato un 44enne che vendeva orologi contraffatti in spiaggia. Senza saperlo ha proposto l'acquisto proprio a loro. Un accordo tra Confcommercio e Unione Metropolitana di Venezia e ULS 3 permetterà ai turisti ospiti delle strutture ricettive di effettuare i tamponi tramite una prenotazione veloce. Il City Trail notturno organizzato da Venice Marathon in programma domani sera a Venezia ha raggiunto il sold out dei 3.000 posti disponibili, grande rappresentanza di stranieri con runner provenienti da 32 paesi. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia. In primo piano i problemi di ACTV, sindacati e opposizioni politiche sul piede di guerra contro ACTV e Comune dopo l'ennesima aggressione che si è verificata a bordo di un vaporetto nei confronti di 2 dipendenti dell'azienda. Il Comune sta facendo pochissimo, quasi nulla, nel senso che abbiamo un tempi di risposta che sono enormi e non si capisce dove si voglia andare. Comune e azienda di trasporto pubblico locale sotto attacco dopo l'aggressione di mercoledì sera sulla linea 1 all'altezza della fermata Salute. Mentre il gruppo AVM rassicura la cittadinanza sullo stato di salute dell'equipaggio, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto Zappalorto. In carenza di idonee e adeguate risposte scrivono inviando comunicazione anche al Ministero delle Infrastrutture e alla Commissione di Garanzia, applicheremo quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza. A fronte di questa ulteriore aggressione per cui la sola solidarietà non è più sufficiente. Da mesi denunciamo la situazione di esasperazione continuano che sfocia in preoccupanti disservizi. Questo mentre l'opposizione in Consiglio Comunale annuncia una manifestazione a Lido di Venezia il 4 settembre, nel pieno della mostra del cinema, puntando il dito contro i disservizi e la gestione, oltre a un'assemblea pubblica che si terrà venerdì alle 18:30 al Conservatorio Benedetto Marcello. Partecipiamo tutti, scrivono, per denunciare l'inadeguatezza della dirigenza ACTV e della Giunta, che è la prima responsabile delle scelte che hanno portato il caos del trasporto pubblico in città. Noi facciamo innanzitutto una richiesta di rivedere il trasporto pubblico veneziano, potenziarlo per dare risposte alle esigenze del servizio. Oggi in larga parte della città il servizio è molto insufficiente e non tiene conto solo parzialmente della ripresa del turismo. Quindi abbiamo visto situazioni veramente drammatiche, soprattutto nelle isole. È stata effettuata ieri sera l'autopsia sul corpo del piccolo Giacomo, il bimbo di Portoviro morto dopo essere stato visitato in 3 ospedali. Una sospetta malformazione al cuore, mai scoperta prima della tragedia avvenuta lunedì mattina dopo le visite in 3 ospedali. Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto in pediatria a Padova dopo essere stato visitato negli ospedali di Adria e Chioggia, avrebbe avuto una malformazione cardiaca. Questo quanto emerso dall'autopsia ordinata dal pubblico ministero padovano Marco Peraro e svoltasi giovedì sera. Tuttavia sono necessari altri accertamenti medici e così il cuore del piccolo verrà esaminato su mandato della procura anche dalla direttrice della patologia cardiovascolare, che dovrà capire se la malformazione di cui era affetto Giacomo poteva essere mortale. Il bimbo si era sentito male tra sabato e domenica, vomito e mal di pancia. I genitori lo hanno portato prima ad Adria e dopo le dimissioni, visto che stava ancora male, erano corsi in ospedale a Chioggia, dove il piccolo ha avuto i primi arresti cardiaci. I medici hanno così deciso il trasferimento a Padova, centro di eccellenza, ma il bimbo è arrivato in gravi condizioni ed è deceduto dopo poche ore. Il presidente della regione Luca Zaia nei giorni scorsi ha inviato gli ispettori nei 3 ospedali veneti. È stata disposta anche l'acquisizione delle cartelle
cartelle cliniche. L'avvocato della famiglia del piccolo, Luigino Maria Martellato, ha fatto sapere che i genitori hanno dato il via libera all'espianto degli organi di Giacomo. E sono ore di angoscia queste per le sorti di Federico Lugato, 39 anni, mestrino di origine ma residente a Milano da qualche tempo, del quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Partito di mattina per percorrere il sentiero che da Pralongo di Forno di Zoldo conduce alla baita Angelini, l'uomo non ha più fatto ritorno e la moglie ha lanciato l'allarme. I soccorritori l'hanno cercato per tutto il pomeriggio di ieri senza successo e questa mattina le operazioni sono riprese anche con l'ausilio di droni. L'area delle ricerche è stata circoscritta risalendo alla cella telefonica agganciata dal cellulare del 39enne. Federico Lugato al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni corti grigio-verdi, una felpa blu e una t-shirt. Chiunque lo avesse incontrato è pregato di rivolgersi ai carabinieri. Nelle operazioni di ricerca sono impegnati il soccorso alpino e i vigili del fuoco con le unità cinofile. Il dramma dei profughi afghani, ora il comune di Venezia accoglierà 2 famiglie fuggite da Kabul. Questa la comunicazione stamattina al Ministero dell'Interno. La situazione in Afghanistan è ovviamente terribile, arrivano costantemente notizie veramente inquietanti, una peggio dell'altra, non da ultimo l'esplosione di ieri. Sono molte le persone che rischiano la vita e la rischieranno ancora di più nei prossimi giorni. Fortunatamente i nostri militari hanno organizzato un ponte aereo negli ultimi giorni, hanno portato in Italia persone e famiglie di collaboratori, interpreti, autisti, personale che ha sostenuto le nostre forze armate, i nostri diplomatici lì a Kabul. Queste persone ora sono in Italia e lo Stato sta collaborando con i territori per garantire loro un'accoglienza. Anche Venezia ha deciso di fare la sua parte in tal senso, proprio come auspicato nei giorni scorsi dal prefetto Zappalorto, che dopo il tavolo insieme alle prefetture delle altre province venete ha lanciato un appello ai sindaci affinché si mettano a disposizione per l'accoglienza. Questa mattina la firma attraverso cui il Comune di Venezia ha dunque comunicato al Ministero dell'Interno la disponibilità ad accogliere già nei prossimi giorni 2 famiglie afghane fuggite da Kabul. Una manifestazione di attenzione a quello che accade in quel paese e oggi nel nostro paese e la volontà di fare la nostra piccola parte. Li inseriremo quando arriveranno nell'ambito del progetto SPRAR, che è un progetto finanziato con fondi nazionali e coordinato dal Comune di Venezia. Il nostro piccolo contributo, e se ogni comune riuscisse a fare una piccola parte, nel giro di qualche giorno avremmo risolto, se non altro, questa prima situazione di bisogno. Nel pomeriggio i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato e posto ai domiciliari Gianni Tenderini, il 56enne accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di un turista tedesco di 72 anni che aveva abbattuto la testa in seguito ad una caduta provocata proprio da una spinta dell'uomo. Molestava la mia compagna, ha detto ai carabinieri il 56enne, io l'ho solo spinto via, non volevo ucciderlo. L'uomo, manutentore del campeggio Portobello di Cassavio a Cavallino, è stato licenziato subito dopo la morte del turista. Ancora cronaca, i carabinieri di Jesolo in Borghese hanno denunciato un 44enne che vendeva orologi contraffatti in spiaggia. Ironia della sorte, senza saperlo l'uomo ha proposto proprio a loro l'acquisto. Avvicinava i bagnanti proponendo l'acquisto di un Rolex contraffatto, ma suo malgrado è incappato inconsapevolmente in 2 carabinieri che in abiti civili stavano effettuando controlli lungo l'arenile jesolano per contrastare i furti a danno dei bagnanti che a volte lasciano i loro beni incustoditi sotto l'ombrellone, come già accaduto giorni fa. E così i militari dell'Arma hanno denunciato un 44enne senegalese con precedenti penali, residente nel San Donatese per commercio di prodotti con segni falsi. Capita la malparata, all'inizio il 44enne ha anche cercato di fuggire, ma è stato prontamente fermato e perquisito. Era in possesso di 23 orologi di note Griff contraffatti e di un kit portatile con strumenti per la riparazione e la regolazione dei cinturini.
I carabinieri ricordano che anche gli acquirenti di merce contraffatta possono avere conseguenze in base al decreto sulla competitività nell'ambito della lotta alla contraffazione di prodotti e di tutela della proprietà intellettuale, che ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 7.000 euro a carico di coloro che acquistano o accettano, senza averne prima accertata la legittima provenienza, questi prodotti. Confcommercio, Unione Metropolitana di Venezia e ULSS 3 insieme per offrire ai turisti ospiti nelle strutture ricettive i test anti-Covid tramite una prenotazione veloce presso la struttura dove sono ospitati, e grazie ad un'apposita piattaforma si potrà effettuare il tampone pagando il servizio direttamente al gestore della struttura, che a sua volta corrisponderà all'ULSS 3 il dovuto. La prenotazione sarà effettuata online attraverso il servizio Zero Coda, scegliendo la data e l'orario. La sede di svolgimento del tampone è presso il punto di primo soccorso di Piazzale Roma. Intanto domani i calciatori del Venezia saranno al Pala Expo di Marghera per la seconda dose di vaccino, estendendo l'invito ai tanti giovani che ancora devono iniziare il ciclo vaccinale. I ragazzi dai 12 ai 25 anni potranno presentarsi e ricevere la prima dose senza bisogno di prenotazione. Anche quest'anno niente Jesolo Air Show, il tradizionale spettacolo aereo delle frecce tricolori sul litorale, in programma sabato 11 settembre. Le norme e le restrizioni esistenti, spiega il Comune, impediscono lo svolgimento della manifestazione. Le disposizioni in vigore richiederebbero il contingentamento di oltre 4 chilometri di arenile tra il quinto accesso al mare e via Dalmazia fino a Piazza Marina, che nei piani di sicurezza è considerata area della manifestazione. Questo significherebbe il presidio degli accessi su quest'area, la creazione di appositi varchi per l'ingresso del pubblico con previsione di posti a sedere preassegnati e la necessità di evitare il superamento della capienza massima di persone che possono assistere allo spettacolo aereo con obbligo di certificazione verde. Dopo un'attenta valutazione è riscontrata l'impossibilità di applicare le misure necessarie su un'area così vasta, dunque si è deciso di annullare l'evento. L'amministrazione conferma l'intenzione di realizzarlo nel 2022. Dopo l'avvio del cantiere, torniamo ora in centro storico a Venezia, c'è grande attenzione al rispetto dei tempi per concludere nel più breve tempo possibile l'intervento della realizzazione delle barriere mobili che dovranno tenere la Basilica di San Marco all'asciutto quando c'è l'acqua alta. I lavori sono partiti e l'ottimismo c'è, e non potrebbe essere altrimenti dopo i mesi di attesa, ma lo sguardo del primo procuratore di San Marco, Carlo Roberto Tesserin, è già proiettato oltre. Un occhio all'orologio, l'altro al calendario, perché dopo pochi giorni è già una corsa contro il tempo e si chiede il rispetto delle tappe e dei programmi. L'avvio di un percorso che davvero possa portare in tempi molto ravvicinati a dare questa certezza per la Basilica e per tutti i fedeli. I lavori più importanti e delicati saranno in autunno, nel periodo peggiore per il meteo, che dunque giocherà un ruolo fondamentale anche nel rispetto delle tempistiche, ma c'è fiducia. La convinzione che questa prima condizione utile sia l'avvio di una risposta positiva per le problematiche della Basilica di San Marco, per le problematiche dell'isola di San Marco, per le realtà dell'interesse di Venezia, per l'interesse della laguna di Venezia. Una svolta importante non solo per la Basilica di San Marco e l'area marciana, ma per tutta la città, che rialza lo sguardo verso il futuro. E per tutti i tanti che in questi ultimi 2 anni hanno sofferto in maniera drammatica e che quelli stanno ancora soffrendo, per individuare una capacità di risposta alla tanta disoccupazione che è imperante. Noi speriamo che l'avvio dei lavori per San Marco sia una risposta positiva per San Marco, per quelli che vi erano, per quelli che vengono a visitarla, ma anche per la realtà complessiva di Venezia.
A Pellestrina, ora dove uno dei problemi più sentiti è quello dei collegamenti e dei trasporti cittadini. Entro fine settembre tutto il sistema sarà elettrico, ma i cittadini chiedono rinforzi delle corse. A fine settembre tutto il sistema di trasporto automobilistico di linea sarà elettrico a Pellestrina, ma i residenti chiedono rinforzi e più corse di autobus della linea 11. Quello dei collegamenti con le altre isole e il territorio lagunare dell'estuario resta perciò una priorità assoluta. Così il delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta. Uno dei grandi problemi in isola Pellestrina sono i trasporti, bisogna fare quindi in modo di potenziare la linea 11 nella tratta Lido-Pellestrina, aggiungendo qualche autobus in più, specialmente nelle fasce dove c'è bisogno. Più corse di autobus dunque, ma secondo il delegato che ha raccolto le richieste dei cittadini, serve anche una migliore programmazione degli imbarchi nei vaporetti. Sulla tratta del vaporetto Pellestrina-Chioggia, dove bisogna fare in modo di dare la priorità ai residenti di salire a bordo e di ritornare, quindi anche con le loro biciclette, fare in modo che ci sia una priority come dalle altre parti della città, perché appunto i residenti, le persone locali possono muoversi per motivi di lavoro o per andare a farsi una visita all'ospedale di Chioggia. È necessario perciò mantenere il diritto alla mobilità dei residenti anche per evitare un futuro e progressivo abbandono della città, come è avvenuto in altre isole o nei quartieri del centro storico di Venezia. Garantire quindi il movimento sia all'andata che al ritorno. Quindi chiediamo, i cittadini chiedono alla CTV di inserire la priority anche con le biciclette. Ed ora alle Paralimpiadi di Tokyo il nuotatore di Bibione Antonio Fantin trascina la staffetta azzurra alla conquista di un meraviglioso secondo posto nella staffetta 4x50 stile libero. Subito un'impresa che parla anche veneziano. Una forza straordinaria per una medaglia indimenticabile è quella conquistata dal nuotatore Antonio Fantin, che ha portato la sua Bibione in festa. La prova della 16ª Paralimpiade di Tokyo era tra le più difficili, al cospetto di superpotenze, ma Antonio Fantin, 20 anni, uno dei 4 staffettisti azzurri, 2 uomini e 2 donne, c'era fatta entrare nella storia insieme a Giulia Terzi, a Ilona Primi e al padovano di Boe Euganeo Luigi Beggiato. E a testimonianza di come lo sport abbatta ogni barriera sono arrivati i complimenti non solo del Comitato Italiano Paralimpico, ma anche del delegato del CONI per la provincia di Venezia, Massimo Zanotto. L'atleta di Bibione delle Fiamme Oro conquista la medaglia d'argento con la staffetta 4x50, in cui copre la sua frazione trascinando la squadra al secondo posto. Nei prossimi giorni è atteso da nuove prove ed in particolare nella disciplina in cui detiene il record mondiale, quella dei 100 metri stile libero. In bocca al lupo ad Antonio e a tutto l'Italia Team Paralimpico. Dopo la medaglia d'argento nella 4x50 stile libero ci aspetta altre medaglie. Così Antonio si era raccontato alla vigilia della partenza per i giochi. Nella mia vita lo sport rappresenta rinascita, prima ancora che una sfida contro me stesso e contro gli altri. Lo sport ci mette alla prova ogni giorno, come la vita in sé lo fa ogni giorno, e lo ha fatto anche nella mia giovane età, e quindi lo sport è rinascita, ma anche ogni giorno sfida contro me stesso e con soprattutto me stesso. La mia storia con lo sport, più in particolare con l'acqua e col nuoto, nasce quando all'età di 3 anni e mezzo una fistola arterovenosa ha sanguinato e ha portato ad una compressione midollare. Dalla riabilitazione in acqua è nata una grande passione. È iniziata un percorso riabilitativo, prima che una grande passione, e quello che oggi è il nuoto, cioè quotidianità e la possibilità di raggiungere grandi sogni e grandi obiettivi che fin da piccolo volevo raggiungere. Il City Trail notturno organizzato da Venice Marathon ed in programma per domani sera a Venezia con partenza alle 21 ha raggiunto il sold out dei 3.000 posti disponibili. Grande rappresentanza di stranieri con runner provenienti da 32 paesi che correranno tra Calli e Campielli.
Metti la magia di Venezia di sera, un sabato, e immagina poi cosa voglia dire in termini di emozioni vivere di corsa per 16 km con 3.000 atleti. Ecco spiegato il successo della Venice Night Trail organizzata dalla Venice Marathon nata 6 anni fa, che sabato festeggia in Laguna la sua quinta edizione. Tutto è pronto, esauriti i 3.000 pettorali disponibili. Oltre alla classica 42 km che celebreremo il prossimo 24 ottobre, e nasce oltre una decina d'anni fa la mezza maratona che abbiamo celebrato quest'anno, la 10ª edizione dopo la pausa del 2020 a Jesolo il 26 di giugno. La manifestazione come sempre partirà alle ore 21 e si addentrerà nel cuore della città lungo 16 km di percorso, attraversando una cinquantina di ponti. Nuove emozioni. Nasce quindi 6 anni fa il Venice Night Trail, che ha subito avuto un enorme successo e che è una corsa appunto che si svolge in notturna un sabato sera nel centro storico veneziano. È un evento appunto, come dice il nome, trail, che non ha una codificazione tecnica dal punto di vista della federazione. Domani sera 3.000 luci in movimento illumineranno la nottata veneziana in occasione della gara. Sono eventi che si possono gestire sulla base del territorio e dei luoghi nei quali si svolgono. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore sul Veneto. Arrivederci e buon proseguimento con Antenna 3. Bentrovati al meteo. Una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà una fase instabile e più fresca. Questi ultimi giorni di agosto saranno segnati da una lieve variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 agosto evidenzia ampi spazi di sereno alternati ad annuvolamenti. Al pomeriggio aumenterà la probabilità di piovaschi e rovesci o locali temporali in montagna. Precipitazioni in pianura invece assenti, anche se non sarà da escludere anche qui qualche locale fenomeno. Temperature in calo, minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi, altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà buono al mattino, a seguire sarà possibile qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.